Da fisioterapista che lavora nell'online, voglio dirti che non ho mai amato il camice bianco. Molti dei professionisti lì fuori indossano il camice, penso che dia un aiuto per dare un'autorità, per essere autorevole da questa parte almeno. Non ho mai avuto questo bisogno, non ho mai amato questo modo di approcciarsi al pubblico, ai miei pazienti o ai miei clienti. Infatti chiamo i miei pazienti clienti, non perché in realtà per una questione economica, ma proprio per una questione di status. Secondo me il paziente è allo stesso livello del professionista, del medico o del fisioterapista in questo caso. Fammi sapere la tua opinione a riguardo perché mi è sempre un po' venuta l'orticaria quando vedevo quei fisioterapisti che mettono il camice, ma anche i nutrizionisti che mettono il camice online. Non ho nulla contro loro, personalmente, ma secondo me un paziente dovrebbe essere veramente allo stesso livello in qualsiasi dimensione, che sia dal punto di vista online che dal punto di vista, diciamo, live nello studio. Poi, se è una questione di igiene, allora lì lo capisco, ma nell'online secondo me non è importante, assolutamente. Quello che voglio trasmettere è che i miei clienti, le mie persone che si approcciano ai miei video devono avere un'indipendenza e quell'indipendenza deve trasparire in ogni aspetto. Penso che in Italia siamo abbastanza indietro su questo. All'estero io ho studiato in Olanda, il camice non c'era ed è secondo me una cosa bellissima perché facciamo vedere che siamo allo stesso livello, ci si dà del tu, non del lei, non si sta dietro per forza a una scrivania. Secondo me nel futuro, almeno già da adesso, dovremmo prenderci le redini della nostra salute e imparare come un medico, perché tu sei il tuo medico, a prendere delle decisioni. Infatti io do dei consigli, ok? Faccio più da coach che da terapista. Do dei consigli su quello che secondo me va bene per i miei clienti, i pazienti. Ehm, Fammi sapere la tua opinione, sono veramente curioso di saperla perché credo che molte delle persone lì fuori la pensano come me ma non ne parlano molto. Fammi sapere nei commenti.